Consegnare le chiavi non è sicuramente un tabù, è un gesto simbolico che dovremmo fare tutti i sindaci, ma non solo i sindaci trevigiani, i sindaci di tutta Italia, perché così sarà difficile continuare ad amministrare ed è impossibile, ad esempio per me, pensare di fare un bilancio di previsione per l'anno 2023. Provocazione o ipotesi concreta poco importa, davanti al prospetto aggiornato predisposto dagli uffici, Mauro Migliorini ha fatto un salto sulla sedia. A metà settembre l'allarme municipio ad Asolo è già rosso. Una fotografia a dir poco, secondo noi, drammatica, perché abbiamo degli aumenti in media del oltre il 75% con delle punte che raggiungono il 200 o il 300% su tutti gli edifici di proprietà del comune dove è situato un contatore dell'energia elettrica, e stiamo parlando solo di consumo di energia elettrica. Il record 500% in più per gli impianti sportivi di Casella, ma a incidere non poco sono le bollette della caserma dei Carabinieri di proprietà comunale. A fine luglio oltre 10.000 euro contro gli 8.000 dell'intero 2021, un paradosso tutto italiano, soprattutto se si pensa che l'affitto annuale riconosciuto dallo Stato al comune è di 3.000 euro. Dal 2013, quando i carabinieri sono stati trasferiti dalla vecchia caserma alla caserma nuova, ci facciamo carico di tutte le utenze, non solo l'energia, ma anche il riscaldamento, acqua, asporto di rifiuti, e non riceviamo un centesimo di euro dallo Stato. L'elenco è un crescendo di percentuali che ha portato il comune a una prima variazione di bilancio da 234.000 euro, soldi che in parte erano destinati a sostenere le spese degli asili territoriali. Anche qui un altro paradosso, ma non è certo finita, perché al comune stanno arrivando sempre più richieste di aiuto. Se ho oltre 40 famiglie che vengono a prendersi settimanalmente la borsa degli alimenti, cioè da mangiare una volta alla settimana, vuol dire che il limite lo abbiamo già superato. Ma l'allarme è generale, tutti, davvero tutti, stanno correndo ai ripari. Credo che la prima indicazione è quella di risparmiare nel tempo, nella quantità di calore, accontentandoci magari di coprirci un po' meglio, non restando al gelo ma neanche esagerando. Stiamo aspettando di vedere quali saranno le conseguenze, speriamo che ci siano degli aiuti. Nel frattempo si fanno i conti con l'estate che resiste, le caldaie ancora ferme, ma per Migliorini, che chiede interventi immediati al governo, il tempo è già scaduto. Il tetto del costo dell'energia elettrica, il tetto del costo del gas per il riscaldamento, eccetera, doveva già essere messo. Adesso secondo me siamo un po' tardi.